Giacomo Savorini è direttore del Consorzio Tutela Lambrusco. Abbiamo parlato a 360 gradi di questo rosso frizzante. Il Consorzio con i suoi aderenti che percezione ha delle vendite adesso del vino in alcuni mercati, parlo di quelli americani, canadesi, ma anche in generale nel mondo? Allora, il mercato americano e canadese, che è il mercato storico per questa denominazione, dovrebbe recuperare delle percentuali di mercato rispetto all'anno scorso. Questo ce lo stiamo aspettando, qualche segnale c'è. Sono impressionanti i numeri dei volumi del consumo di vini a bassa gradazione, negli Stati Uniti in particolare, e penso che il mondo lambrusco affronterà questa tematica in tempi brevissimi, proprio perché il lambrusco si può adattare anche a questo tipo di mercato. Nelle altre zone del mondo la crescita in certi paesi è ancora importante, parlo del Sud America in particolare, Brasile, Messico, che rimangono dei mercati di riferimento come negli ultimi 3 o 4 anni, e ci sono mercati che ancora stazionano in determinati dati di commercializzazione come il sud-est asiatico. Diciamo che rispetto al 2003 ci aspettiamo una crescita, ecco, da questo punto di vista. Ecco, una crescita che voi favorite anche attraverso interventi di promozione. Che cosa c'è adesso che state producendo, state programmando? Eventi fieristici sicuramente che sono mirati, ma anche altre cose importanti che mirano a divulgare e a fare conoscere questo rosso. Beh, il Consorzio da un paio d'anni ha decisamente cambiato la linea di promozione per i propri consorziati. Noi ci dobbiamo rendere conto, ma in primis i nostri soci, che il Lambrusco è un'immagine dell'Italia nel mondo. Non è un vino che si vende localmente, è il vino più diffuso al mondo, e quindi noi abbiamo deciso in modo molto forte, molto eclatante di uscire dai nostri confini. L'anno scorso abbiamo fatto un evento importantissimo per 40 giornalisti da tutto il mondo a Parigi, era il World Lambrusco Day a livello internazionale. Quest'anno lo facciamo a livello italiano, ma andiamo a Matera, andiamo in uno dei posti più belli d'Italia, ma perché il Lambrusco è un made in Italy, è un'immagine di questo paese. E quindi lì chiameremo tutta la stampa internazionale e tutta la stampa nazionale per spiegare quali sono le peculiarità. Noi dobbiamo riconquistare dei mercati al sud, dobbiamo ritornare dove si beveva Lambrusco, non dobbiamo chiuderci in noi stessi, e da qui ecco la partecipazione alle fiere internazionali, questo come facciamo di solito, quindi ProWine e Vinitaly, ma non solo, partiremo di nuovo al sud con un tour nelle academy del Gambero Rosso, faremo serate nei ristoranti etnici e piano piano stiamo anche staccando quel binomio tra enogastronomia locale e il vino lambrusco, perché il vino lambrusco nelle sue differenziazioni è sicuramente un vino internazionale che si può abbinare a tutte le cucine del mondo. Si sposa con tutte le cucine, sì, giustamente. Ecco, recentemente è stato l'Unione Europea ha approvato, il Parlamento Europeo ha dato via libera definitiva alla norma delle riforme che regolano la protezione e le indicazioni geografiche. Questo che cosa vuol dire? È una battaglia vinta che viene diciamo, da un supporto a quelle che sono le denominazioni anche del Lambrusco nelle varie declinazioni? Beh, sicuramente diamo merito all'onorevole De Castro di aver portato in porto una delle riforme sulle DOC LGT più importanti degli ultimi anni, è un consolidamento di questo sistema di qualità. Le aspettative sono tante, sicuramente a livello di tutela delle denominazioni. Poi i risultati li vedremo, perché ogni giorno noi combattiamo contro azioni fraudolente in tutto il mondo, contro paesi che comunque si fa fatica ad affrontare finché non c'è un marchio commerciale, finché un'Europa intera non difenderà, non localmente, ma totalmente nella sua globalità, le denominazioni. Altrimenti il rischio è di avere una legge forte, ma di non riuscirla ad applicare se siamo singolarmente da soli ad affrontare le cause. Quindi mai abbassare la guardia. Non possiamo permetterci, poi ripeto, nell'Ambrusco trovate 90 paesi nel mondo, è all'ordine del giorno frodare l'Ambrusco. Siamo rientrati nel centro aziendale, detenuta Cialdini, la cantina è sempre Cleto Chiarli. Tommaso, parlavamo prima di
a livello internazionale quello che sta succedendo, no? Un conflitto, più conflitti che possono incidere su quelle che sono le dinamiche di mercato. Ad esempio, quello che sta avvenendo in Russia comporta qualcosa per le vendite di vino, in particolare i nostri emiliano-romagnoli? No, sicuramente la Russia è un mercato delicato, principalmente perché è uno dei mercati principali del mondo lambrusco. Quindi abbiamo visto negli ultimi 2 anni, i primi 2 anni del conflitto, non troppi, diciamo, problemi dal punto di vista delle spedizioni, qualche problema dal punto di vista, diciamo, delle transazioni bancarie, ma sono state risolte abbastanza velocemente. Adesso però si prospetta un 2024 difficile, l'effetto un po' delle sanzioni, qualche misura, diciamo, protettiva da parte dei russi comporterà sicuramente un calo delle spedizioni verso questo paese. Tutta l'area Est Europa è stata abbastanza, diciamo, afflitta dal conflitto, però, diciamo, rimaniamo positivi. Abbiamo certi mercati come la Romania, l'Ucraina che si è ripresa stranamente, e il Kazakistan che sta diventando un mercato molto importante per il mondo lambrusco, quindi rimaniamo solidi e fiduciosi per il futuro. Quindi Kazakistan è anche tutte le repubbliche kazake o solamente in particolare il Kazakistan che diciamo, si avvicina al in vino? In quella zona penso sia il paese più importante anche dal punto di vista del numero di abitanti, è un paese che è in fase di sviluppo, il Kazakistan, e quindi abbiamo una cultura del vino che sta crescendo e di conseguenza un aumento delle importazioni dei vini diciamo occidentali, più storici, quali i vini italiani. Mercato sempre aperto, insomma, quindi molto aperto. Sì. Bene Tommaso, siamo a conclusione un po' di questa chiacchierata che abbiamo fatto sul Lambrusco. A questo punto, insomma, ci facciamo un calice di Lambrusco, non può mancare. Quindi, un buon Lambrusco di Sorbara, l'etichetta Vecchia Modena Premium, un'etichetta iconica per l'azienda, certo, da fine 1800 che produciamo questo stile di vino. Già tuo bisnonno, dico bene, o allora, tuo trisnonno? Io rappresento la quinta generazione. Quindi andiamo indietro tanto tempo, dal 1860. Quindi portò il Lambrusco a Parigi? Portò il Lambrusco a Parigi nel 1900 all'Esposizione Universale di Parigi con un'etichetta molto simile a questa qua. Uno dei primi Lambruschi che insomma penetravano, diciamo, i cugini d'Oltralpe con il nostro vino. Bene, salute.